Buonasera a tutti ragazzi, quindi cercasi signora benestante 99enne, quindi possibilmente senza parenti, quindi lascio immaginare che così l'eredità venga a me, quindi stiamo cercando questa signora 99enne ragazzi, quindi se qualcuno può aiutarmi e alla ricerca sarò felicissimo di trovare questa signora 99enne benestante, mi raccomando ragazzi, è senza parenti la prima cosa, quindi incoronata 99enne benestante. Ciao Simo, è senza ereditari, quindi senza nessuno, quindi l'eredità giustamente andrebbe a me, quindi se gentilmente qualcuno può indicarmi la strada giusta, quindi cerco compagnia, dai, diciamo così, va, non diciamo benestante, senza figli, questo è un piccolo particolare, ma nulla di più. Quindi tutto bene? Tanto per pariare un poco, quindi ho fatto il titolo un po' esagerato. No, 99enne Simone, quindi cercasi donna 99enne. Lo so, vabbè, incorona, ci provo, dai. Alla fine tentare, come si dice, tentare non nuoce, quindi può darsi che troverò la, la signora 99enne, mai dire mai. Mamma mia, tutto bene, incorona? Quindi nessuno, questo è il secondo annuncio che faccio e nessuno ancora nulla, quindi sarà dura ragazzi perché secondo me faranno prima di me, eh. Quindi secondo me le signore 99enne già saranno occupate. Poi senza figli, senza parenti, ancora più. Oggi è stata una bellissima giornata. Hai ragione, ancora no. Quindi hai tutte le mie ragioni. Quindi cercasi uomo centenario, ragazzi. Buona pensione per una nostra amica. Quindi chiunque ascolti questo messaggio può contattarmi su YouTube. Quindi cercasi centenario anche, a parte la 99enne per me, per la signora incoronata, una nostra amica, così pensione mi raccomando che sia buona. Vedi, ti stai aiutando incoronata, quindi stiamo facendo un po' di pubblicità, diciamo così, va. Quindi facciamo gli annunci, cercasi. Così vedi, centenario, va bene? Così dopo subito ti rimane la pensione, quindi subito fai. Incoronata, quasi non andiamo a lavorare col cazzo che mangiamo. Quindi ha voglia di lavorare, quindi già lo sappiamo come finirà a finale, quindi ha voglia di faticare. Vabbè, mi auguro che trovi un compagno, io me lo auguro, però non centenario, dai, ancora no. Trova un 55enne. Senti ciao Anna, questo cercasi, che vuoi tu? Pensionata da accudire, tutto quanto fanno mo. Sai che cos'è? Adesso a causa di queste epidemie, allora tutti quanti vogliono cercare di fare soldi. Cercasi pensionata che mi vuole adottare, sì, eh. Oppure se non è una relazione, oppure una signora 99enne che mi vuole adottare come figlio, anche così va bene, eh. Quindi non è che per forza ci deve essere una relazione, partiamo da questo. Quindi se mi adotta come figlio pure va bene. Quindi l'importante è l'eredità finale, quindi non ha importanza come, quindi può essere anche adotta. Subito, Francesco, tu non puoi vedere nulla che subito ti fa pure tu. Oh, capo, oh, fra, ma tu tieni a tua suocera, tieni, che tiene la pensione buona, ma non ti lamentare proprio tu, che tieni la gnorra, tutte in casa, quindi.
23 siamo, 26 adesso. Però io so cucinare, so stirare, so lavare a terra, so fare il bucato, so fare tutto. La cosa più buona la so fare bene. Quindi so fare tutto, ragazzi. Quindi mi potete adottare pure a me volendo. Quindi lavature, stirature, tutto in corona, tutto, tutto, tutto. Quindi siamo a disposizione. Sì, lavato, bucato a mano, in lavatrice. Basta che stiamo, che tengono la pensione buona, in corona. Quindi facciamo tutto. Mamma mia, Francesco, come stiamo combinando? Mangio poco? No, questo qua non lo posso dire. No, no. Io sto a dieta, quindi sì, mangio poco adesso. Quindi causa problemi, ma sto mangiando poco. Però se mi riprendo mi mangio pure la nonnina, quindi è meglio no. E ragazzi, mi raccomando, chiunque uomo sta in collegamento oppure sentirà questo video fra 10-100 giorni, possibilmente 3.000 euro al mese, la signora mangia anche poco, quindi anche adesso a chi sentirà il video, che ne so, tra un mese, 2 mesi, l'annuncio è sempre valido, ragazzi, per la signora, per Francesco e per me, quindi anche se sentirete questa stronzata che abbiamo detto stasera, è valido. Parlo 3 lingue, sì, sì, allora io finlandese, spagnolo, italiano e napoletano perché sono 2 lingue diverse, sì, io parlo 6 lingue. No, ragazzi, io di passo 7 lingue, quindi sto più avanzato di Francesco, dai. Italiano, italiano, inglese, francese, spagnolo, polacco, poi che cosa? Il finlandese, suomi, 6 lingue, sì, 6 lingue, ragazzi, sì, sì. Ah, russo, 7 lingue. Quindi ho detto bene, quindi parlo perfettamente quasi tutte, tranne che un po' il russo che lo mastico abbastanza bene. Quindi diciamo che le altre lingue invece le parlo bene. Uno posso fare disegnini se non capisce, sì, all'arte di arrangiarsi, sì, sì. Fai... Ah, qui il tempo oggi è stato bello a finale, quindi una bella giornata. Io la verità pensavo che veniva a piovere, poi stava cambiando, poi è uscito il sole un'altra volta. Mo domani porta pioggia, bah. Non lo so, mo vediamo domani che succede, boh. Dice che domani arriva sta nuova perturbazione. No, King, dai, non voglio essere proprio esagerato. 99enne. Fa caldo in Corona? Io credo sempre di sì, guarda. Non è cambiata una virgola qua, quindi beato chi abita al nord che dice che fa freddo, ma qua sinceramente io di freddo non vedo quasi nulla. No, no, King, qua vedi, è tutto bello. Vedi, il cielo è limpido, come devo dire, va? Vedi, non ci sta mezza nuvola, ragazzi, quindi domani dicono che ci saranno anche dei temporali in Puglia, in Corona, quindi preparati, può darsi che domani piove pure da te, però sinceramente per adesso io non vedo niente. Però può darsi che domani cambia, quindi ho visto il meteo, ho visto 6-7 meteo stamma oggi per fare un video e tutti quanti hanno detto la stessa cosa, quindi domani arriva sta perturbazione, speriamo bene. Sì, ma pure qua in Corona qua fa caldo. Qua stiamo ancora, vedi? Qui stiamo ancora sbracciati, ma nudi si può dire. Quindi, come puoi vedere, non è che io ho il pigiama oppure... Vedi, stiamo proprio ancora estate qui, quindi non è che io sto così perché tanto per sfizio di stare così, proprio perché fa caldo. Poi nelle case fa proprio, io abito all'ultimo piano, lascio immaginare che fa ancora più caldo, quindi stare in casa con una maglietta oppure che ne so, il pigiama, andò fa capri, Franci, ma io non ce la faccio, guarda, la maglietta non lo so, non ce la faccio la verità. Quindi, mo, come dice Avvocatella, dice tu come sto? Secondo me non sto coperto, mo, eh. Ma non lo so. Boh, se la scomparsa, copriti.
No, fortunatamente io, Francesco, lo slip, non è che sto nudo. E poi non si vede, ragazzi, si vede solo la testa a finale. Non lo so, signora avvocatella, siete scomparsi? Abbiamo perso la signora avvocatella, ragazzi. Signor Friuli, secondo me farà talmente freddo che in Coronata che avvocatella si sarà rimboccata sotto le coperte e già starà nel lettone, né piumone, calzini di lana, queste cose qua, quindi tutta incappottata. Mentre qua possiamo andare tranquillamente ancora a mare, come sta la situazione. Quindi speriamo che domani cambi qualche cosa, ma sinceramente fa sempre capo perché quindi non guadagni niente. Abbiamo perso il signor Alfonso. Sì, sì, ancora no, buonanotte, vai a riposare. Il signor Alfonso, francese, secondo me la signora gli avrà sequestrato il cellulare, forse un po' gelosino, non lo so, ma fatto sta che Alfonso è scomparso dalla circolazione. Ma domani a che ora ti devi alzare? Incorna presto tu, 4 so. Ciao, ciao, incoronata. Quindi la signora incoronata si massacra quasi, quindi questo non è il lavoro, questo è massacro vero e proprio. Alle 4 e torni alle 8 di sera, mamma mia. Esagerato però, dai, incoronata. Capisco che sei una donna forte e tutto, però ma per quanto tempo riesci a stare a fare questo ritmo, dai? Io posso capire che ci avrai pure la forza, tutto quello che vuoi, ma a lungo andare, buonanotte. Cioè, dovresti cercare qualcosa di più leggero. Non sei fatta la bambina, mo. Eh, ciao Frasia, buonasera. Eh sì, ancora no, d'accordo, adesso le forze ce le hai, tutte cose. Eppure, vedi, ti blocca la schiena, si fa qua. Sì, sì, ma io giusto altri 5 minuti, fra pure io vado a vedere qualche film, quindi mi sono fatto una bella doccia già, quindi mi vedrò un film, qualche cosina di bello da vedere in TV, speriamo fa qualche cosa. Tutto bene? Ne ho viste, sono belle foto quelle lì. No, no, forza, non parlo di forza fisica, parlo tanto di forza di volontà, in Corona. Cioè la... Sì, ciao Francesco, cioè la forza di andare ancora tutti i giorni a lavorare, quindi la forza la forza di volontà che è diversa dalla forza fisica. Ciao Fra, buona visione, quindi pure io voglio vedere qualche film, che si fa qualche cosa di bello. Ciao Smoke, tutto bene? Lo so, in Corona comunque ti alzi tutte le mattine alle 4 e torni alle 8 di sera, dai. È davvero un massacro vero e proprio. Non è che dici Giuseppe vado a lavorare, no? Perché questo lavoro, dai. Il lavoro è altra cosa, cioè. Ciao Daniel, buonasera pure a te. Quindi diciamo che andare alle 4 di mattina e tornare alle 8 di sera, io lo chiamo più massacro, non lavoro. Io capisco che bisogna lavorare, però tu fai calcolo dalle 4 alle 4 sono 12 ore. Poi tu finisci alle 8 di sera, sono 16 ore di lavoro. E allora, incoronato, 16 ore di lavoro senza esagerazione dovresti prendere 3.000 euro al mese, almeno, eh. Io non so, non sono fatti miei quando guadagno e quando non guadagni, ripeto, non me ne importa proprio. Però almeno da come lavori, perlomeno per le ore che fai, almeno credo che dovresti riuscire a prendere, non dico esageratamente, da 2.000 ai 3.000 euro, più o meno. Questo è l'immaginario che io mi faccio, eh. Io mi auguro che li prospero, eh. Quindi non lo so, non sono fatti miei, ripeto, però perlomeno se prendi questi soldi forse ne varrà la pena. Ma sinceramente se sto sbagliando cifra, se la potrebbe fare il tuo datore di lavoro, il lavoro. Lo so, tutti quanti mi dicono Giuseppe, ma purtroppo abbiamo bisogno, sì, ma
Sì, il discorso è quello che tu non vale la candela perché al finale io pure andavo a lavorare a no. No, Smog, sinceramente io ho sempre lavorato, quindi sinceramente io ho messo questo in titolo giusto per scherzare un pochino, ma sinceramente io non mi farei mai mantenere da una donna, mai, mai e poi mai, quindi lo faccio in modo ironico per fare un po' la pariata di sera, come la chiamo io, però personalmente non lo farei mai. No, guarda Dani, io ho amici a Monaco di Baviera, quindi in Germania ho amici che lavorano e non li prendono 3.000 euro, te lo posso garantire. Io ho un amico che abita a Monaco che fa diciamo, il pizzaiolo e non li prende sti soldi. Quindi ho amici in Germania, ce ne ho uno, due, tre, quattro amici e nessuno di loro mi ha detto mai sti soldi. Ciao incoronata, buonasera, buonanotte e buon riposo. Sì, sì, ma figurati, Smuco, ma al finale, guarda, sinceramente i soldi servono solo per andare avanti. A me non mi servono tanto. No, no, è una stella quella lì che vedi. In effetti deve essere la stella Sirio, forse. Eccola qui. Sta proprio di fronte a noi, vedi, ce ne stanno due, però quella più lucente dovrebbe essere Sirio, in effetti, quindi una stella. Perché sta sempre lì, in effetti cammina, poi si sposta, non è che sta sempre lì. Però è la più luminosa del cielo, quindi deve essere per forza lei. Vedi, eccola qui, adesso ho fatto un ingrandimento, vedi? Vedi, mo non lo so, dovrebbe essere una stella e non un pianeta. Io poi non ne capisco tanto, però una volta ho letto che era Sirio, quindi una stella. Quindi quella più luminosa, diciamo, della volta celeste. No, io una volta, guarda, anche giocando qui con tutti quanti i ragazzi, una sera abbiamo visto anche degli UFO, quindi non credi? Ma non ne capisco tanto, eh. Quindi una volta abbiamo visto un oggetto non identificato, però giustamente ragazzi non possiamo dire era un UFO oppure no, vi direi una bugia, però velocissimo, si è alzato, veloce, poi ha fatto una virata eccezionale, lo puoi trovare nei miei video ma vecchi comunque, e non era un aereo, non emetteva rumore, quindi l'ho filmato, poi il giorno dopo l'ho fatto, quindi... Sì, ma figurati Daniel, ma figurati, metti l'accento, certe volte pure io sbaglio voglia, certe volte faccio c'è tutto attaccato per fare più presto. No, una volta, ma diciamo che quando vedo un aereo, ragazzi, si vede che è l'aereo. Sì, mo ad esempio ci sta la luna è coperta, mo. Però vedi qua, ci stanno due stelle in effetti, una è più lucente e una più... che sono sempre vicine alla luna più o meno, quindi mo non ci sta la luna e vabbè, ma queste due stelle sono quelle lì. Quindi stanno sempre insieme alla luna quando c'è. Ma Smoke non lo so perché allora io pure parlo di oh no, la stiamo ho detto cercasi il 99enne benestante anche se mi adotta va bene, grazie, come dico io. Ah, io credo che la vita comunque ragazzi non si sia sviluppata solo qua, eh. Quindi a volte è vero che tu puoi dire Giuseppe, ma quello come fai a capire che è un UFO? No, non lo posso dire, eh. Però è un oggetto non identificato, quindi non è un aereo. Sì, sì, Eufrasia, sì. Però posso assicurarvi che a parte qualche video mio, una volta io l'ho detto un sacco di volte in diretta, stavo dall'altra parte e di solito ho il cellulare sempre in mano, ragazzi, ma veramente sempre in mano per dicendo qua, vai là, poi su Facebook, messaggi, poi chi di mamma mi chiama su WhatsApp, diciamo che ce l'ho sempre in mano sto telefono, la maggior parte, quindi se non dormo, quindi ce l'ho in mano. Però ti posso assicurare che dall'altra parte io mi sono affacciato un giorno, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, non mi ricordo esattamente mo quanto tempo fa.
Io ho visto una sfera rotonda, sa, un colore argento, ma tipo una cosa luccicante, proprio argentata. Era una cosa rotonda. Ho visto questa sfera ferma, sospesa in aria. Non faceva nessun rumore, quindi assolutamente era orario di pranzo, quindi erano le 2, quindi tutti quanti non stava nessuno diciamo sulle panchine. Io ho alzato la testa e ho detto: e che gli è sto coso? Ho detto, bah. E fissavo sto coso per capire che poteva essere. Quindi non era un drone, ragazzi, li conosco bene. Qua quando cammino un drone lo conosco a tre, che poi era giorno, quindi non è che in giorno si vedeva. Quindi era una palla rotonda, sferica, color argento proprio brillante. Brillava forse perché il sole, sa, colpiva, allora emanava più diciamo, brillantezza. Ho detto, mo vado dentro, prendo il cellulare e registro. Ragazzi, il tempo che mi sono girato sulla tavola è scomparso, non ci stava più. Io avevo tutta la visuale davanti, quindi non è possibile che in, cioè girarmi dietro e prendere il cellulare sulla tavola, quello se ne andava, cioè anche se ne andava piano piano, lo dovevo vedere, quindi sarà proprio scomparso a volo, quindi quello è stata l'unica prova, diciamo, che ho visto da vicino e non ho capito che diavolo fosse. Quindi un aereo no, un aereo non è rotondo. Un drone no, perché li conosco perfettamente. Quindi qualcosa di strano era sicuro. Quindi una palla argentata che sta sospesa in aria e tu non capisci che diavolo è, non può essere un aereo, un drone, quei cosi cinesi che volano in aria nella notte. Era giorno, ragazzi, quindi non può essere. Poi da piccolo a me e mio fratello è successo un altro. Io sono cresciuto con mia nonna. Sì, sì, grazie. In effetti sì, domani dicono porta pioggia molte regioni, quindi Campania, Sicilia, Puglia, Calabria. Però speriamo che piove, quindi in effetti ha dato un maltempo, quindi ma speriamo che poi lo fa. Sinceramente, vedi, il cielo è sereno qua, quindi non lo so se farà veramente che piove, ti dico una bugia veramente, eh. Però da come si vede stasera. Io sono cresciuto con nonna e nonno, no? Io avevo il vizio che avevamo una pianta di fico dietro casa, avevamo il giardino. Io e mio fratello Camillo andavamo sull'albero a pigliare ste fiche mulignane, in effetti sono delle fighe un po' nere rispetto alla figa normale, quindi era il periodo, diciamo, estivo. E vi posso garantire, ragazzi, che siamo saliti sull'albero, eravamo piccoli, quindi a voglia di salire sull'albero, e chi ce la fa? Sì, sì, ma pure qua, guarda. E ti posso garantire che è apparso una cosa rotonda sopra l'albero, che aveva tante luci come io allora io sono stato operato una volta, io ho visto la sala operatoria, avete visto, non so se voi qualcuno di voi si è operato mai, ma avete visto che stanno tutte quelle luci rotonde? E così era, ragazzo, quindi un rotondo, un disco volante rotondo, con tutte ste palle rotonde che brillavano, tipo sala operatoria. E ho detto, Camì, ma che cos'è sto coso? È tempo di scappiamo, scappiamo, scappiamo. Ragazzi, non so quanto ci avrà impiegato, un millesimo di secondo, ha fatto una virata e non si è visto più. L'abbiamo detto a mamma, a nonna, ma non ci hanno creduto al finale, eh. Quindi diciamo, non siamo andati più su quell'albero. Quindi diciamo che è strano, quindi come pure i fantasmi nessuno ci crede, però se non li vedi come fai a dire? Quindi non puoi dire è frutto dell'immaginazione. A volte a me è capitato, pure qui a Matierno dove abito, di vedere una persona che era morta, io l'ho vista, quindi non è che mi sono immaginato oppure sono uscito pazzo e non è che l'ho visto solo io, non è che l'ho vista solamente io. Una volta stavamo io e una ragazza, ha detto guarda quei due che stanno lì sopra a quest'ora, erano le 2 di notte. Ha detto tutte vestite di bianco a quest'ora sulle panchine sedute. Mi ha detto ma è strano, guarda.
Ci siamo girati entrambi per chiamare la mamma per dire venite qua a guardare chi sono quei due pazzi che stanno alle 2 di notte seduti là. Il tempo di girare la testa, un secondo per dire signora venite una... Non ci stavano ragazzi, dissolti. Cioè stavano seduti e si vedevano bene. Quindi diciamo che purtroppo se uno non le vive certe cose non crederà mai. È come quello che dice io non credo in Dio perché non l'ho mai visto, quindi è un paragone, tanto per fare un esempio, no? Uno dice no, io non credo in Dio perché non l'ho mai visto. Quindi dirà la stessa cosa su un UFO oppure su qualche altra cosa che non riesce, che non ha visto, diciamo, questo è il problema. Quindi se non hai mai visto qualcosa di insolito nel cielo, allora non ti è mai venuto il dubbio, ma questo è un UFO forse? Quindi se non hai mai visto, quindi dici, ma no, ma non esistono. Però ragazzi, tutti questi pianeti che stanno là fuori, a parte il nostro sistema solare, no? Ma a parte il nostro, ma sai quanti ce ne stanno? Ma possibile che solo qua è nata la vita? Cioè sarebbe anche un po' strano. E non è un fatto di religione, perché se Dio ha creato la vita qua, l'ha potuta creare anche da un'altra parte. Quindi anche se fossero extraterrestri, come li vogliamo gli alieni, come li volete chiamare voi e tutto il resto, sempre Dio li ha fatti, quindi no, non cambierebbe la religione se un giorno arrivano gli alieni e si vede. Sì, sì, perché camminano, grazie, sì. Ho letto solo quello lì che hai detto che domani sarà nuvoloso in Sicilia e ho detto speriamo che piove perché porta pioggia pure da te. Quindi al finale è così. Quindi su YouTube quelli sono due o tre messaggi che riesco a leggere. Se ne arrivano quattro, due saltano subito a volo, quindi non riesco a leggere uno che già arriva l'altro. A volte ci mette tempo per caricare, a volte perché semmai uno non scrive subito. Però poi se arrivano 3-4 scritte non riesco a... perché sul cellulare, sai, è molto ridotto, quindi se fosse stato sul computer riesco a vedere più messaggi al computer in effetti. Quando faccio, diciamo, una live però di quelle là quando faccio un video normale, perché lì escono almeno 15-20 messaggi, quindi riesco più o meno a leggere tutti. Qua invece leggo 3-4 messaggi al massimo, già il terzo messaggio se arriva il quarto non lo vedo più, quindi questa è la cosa. Grazie, allora cosa abbiamo mangiato di buono oggi? Dai, non mi diventi uno squalo qualche volta. Le verdure spero sinceramente che non le hai mangiate. Quanti anni ho? Dalla voce mi dai 38. No, ragazzi, forse. Allora, allora ho 44 anni, ragazzi. Poi non è che su YouTube non mi conoscete, quindi eccomi qua. Quindi ho 44 anni. Possibile quello hai visto? Sono abbiamo. Sì, sì, ma Dani, io non lo so, io sto facendo un'ipotesi, quindi ti dico una bugia. Io ti dico come la penso, eh. Quindi, ragazzi, io ho 44 anni, quindi 38 anni. Beh, speriamo. Vabbè, ti ringrazio comunque. Comunque ho 40, sono del 76, quindi 44. Sono vecchiarello. Grazie, Smoke. Oggi ho mangiato riso integrale, stasera mangerò pisello e un pezzo di spigolo. Hai cambiato pesce, mo spigola. E mi è venuto l'orato. Vabbè, tanto per cambiare sempre. Se proprio stai facendo una cura tu, eh. Grazie, proprio pesce proprio a volontà proprio. Ma non ti è venuto il disgusto, non lo so. A me ti giuro queste carote mi è venuto il disgusto. Spero che te la cambi. Io oggi. Grazie, Denin. Però.
Sì, sì, lo so, Smoke, al finale tutti i video poi li facciamo tutti uguali, poi ognuno lo interpreta come vuole, ma al finale le notizie sono quelle lì, eh. Anche se ci sono molti canali che, ripeto, esagerano troppo con effetti speciali, alieni, roba da fantasia, fantascienza, quindi diciamo che fanno dei video che sono anche visti, eh. Però ragazzi, non crediamo a tutte le baggianate che mettono su YouTube perché i fatti veri, poi io vedo certi video dove l'UFO, dove l'alieno viene o sta arrivando la fine del mondo o qualche altra cosa. Lo squalo rado è finito e meno male, era ora. Quindi mi raccomando, non comprare lo squalo spigola, mo. Che tu sei capace di comprare qualche spigola di 30-40 kg. No, no, lo conosco bene, Sergio, ma pure Earth Live, tutti quanti questi canali. Molti esagerano, UFI alieni, molti proprio fanno l'intervista diciamo, all'alieno. Dai, ragazzi, ma che crediamo veramente che qua facciamo l'intervista? Sì, lo so, però a lungo andare, pure secondo me. Vabbè, forse perché come a me la carne non mi disgusta, la mangio tutti i giorni, quindi diciamo forse è così, perché a te non ti disgusta mangiare pesce tutti i giorni, come a me la carne, pure il pollo ad esempio, a me è vero che dico lo schifo, però poi al finale lo mangio, non è che non mi disgusta al finale. Ma stasera ad esempio ho mangiato due hamburger e carota all'insalata. Quindi due hamburger però di vitello stavolta, non di tacchino oppure di pollo, quindi vitello. Per cambiare un po'. Se no sto pollo, l'ho detto, se lo incontro con l'auto lo butto sotto, non ce la faccio più. Me lo sogno tra poco un pollo. Secondo me metterò le ali io. Tu metti le branchie, ma io metto le ali qua, come sta la situazione. Quindi diciamo ragazzi che se andate su YouTube e scrivete alieni, queste cose qua, ci stanno tanti video che sono reali di avvistamenti di oggetti non identificati e quelli Red Bull sono veramente reali, però quelli che intervistano l'alieno, ragazzi, dai, quelli sono proprio. Allora, sono 3 giorni che il tempo è bellissimo, temperatura hai visto, non ho nessuna maglietta perché fa caldo, ragazzi, qua perlomeno da me. Poi fuori semmai ci vuole una maglietta bella un po' più spessa, però in casa ancora fa caldo, quindi diciamo se stai giù allora senti un po' quel frescolino, ma in casa no, in casa fa ancora caldo. Poi essendo all'ultimo piano, quindi fa ancora più caldo da me. Sergio l'ho visto il suo canale. No, no, a insalata, grazie, a bollite. No, no, crude no, se, come me le mangio dopo? Dopo mi siedo sul bagno. No, no, bollite con olio e sale, quindi all'insalata dico io, ma no, cotte, cotte, bollite, l'ho fatte nella pentola a pressione. No, se le mangiavo crude, buonanotte, con la colite che ho, buonanotte proprio. Sì, sì, lui fa sempre una tragedia. Guarda, a me, allora, sai che cos'è, ragazzi? A me piace fare video, però io dico, la profezia di Baba Vanga ha detto che succede questo e questo. Partiamo che io ho messo una notizia, cioè non è che io dico che viene la fine del mondo, oppure io metto una notizia di una persona, quindi, cioè questa Baba Vanga ha fatto una cosa, ha detto una cosa. Sì, sì, pure io, grazie, vedi, io sto ancora senza maglietta. Quindi diciamo che io do più notizie vere, questo è il problema. Allora, il 2050 è troppo presto, quindi non è possibile come dice lui, quindi togliamo, stiamo al 2020, ma vabbè, lo fa per fare visualizzazioni, è chiaro chiaro, no? Lui mette i titoli proprio pazzeschi, proprio perché devono, la gente poi su YouTube funziona così. Mo' ti faccio l'esempio, no? Un esempio banale. Io stasera ho messo il video, questo qui che stiamo facendo, cercasi 99enne, benestante e così, no? E poi ho fatto il sorriso e tutto, no?
si sono collegati in un attimo 80 persone, quindi vedi tanto per farti capire. Quando hanno letto così, questi hanno pensato, ma chi è questo? Questo cerca la nonna. Forse si pensavano, chissà che cosa avrebbero trovato, poi la nonna veramente. Quindi si sono collegati in un attimo 88 persone. Per dirti, quindi poi hanno visto che semmai era una cosa che io faccio con tutti i miei iscritti tutte le sere, faccio una live per fare due chiacchiere con tutti, quindi una volta metto un titolo, una volta stasera ho detto vabbè, pariamo un po' così, scrivo cercasi 99enne benestante, tutti quanti a vedere chi è sta 99enne, questo che cerca la signora così, quindi i curiosi, come dico io. Quindi quando Sergio mette il titolo La fine del mondo è vicina, l'asteroide in arrivo, i cambiamenti climatici, tutti quanti istintivamente, no? Vanno a vedere, dice, ma che succede? Quindi, sì, sì, ma catastrofista è poco dirlo, lui fa proprio tragedie, lui si esalta proprio. Ti giuro, quando mi disse un amico mio, stavamo scherzando giù, vide questo canale, si toccò, di questo porta sfiga, disse, quindi esagerato un pochino, quindi ogni titolo che fa non ci sta mai una gioia, nel senso che questo ogni momento dovremmo morire, come dice lui, quindi questo è arrivato da questo, sta arrivando Apopis, il pianeta X, cioè lui fa proprio tragedie su tragedie, quindi catastrofista è poco, quindi però mette dei titoli così accattivanti, no? Che la gente dice, oh mamma mia, che succede? Ma fammele vedere questo che dice. Quindi diciamo, però a me non mi piace fare, se io quando scrivo il titolo lo scrivo, che ne so, come oggi ho fatto un video dove stava scritto che avevano avvistato degli UFO sopra un campo di calcio, però di football e basta. Sì, Eufrase, qualcosa succederà, però come dice lui fa proprio delle cose proprio esagerate. Sì, sì, lo so, però mica posso dire, vabbè, io lo conosco, quindi... Ma sì, io scherzo, ragazzi, non è che io voglio veramente la 99enne. L'ho fatto per fare una battuta stasera tra di noi, quindi lo faccio spesso, quindi... E per non fare sempre lo stesso titolo, sai, stasera live, allora stasera che titolo metto? Allora mi è venuto questo. E quindi la nonna sta buono, trascende proprio. Sì, sì, io fra, lui incuriosisce, la gente va a vedere, dice questo che sta dicendo, che dice. Poi semmai vedi come ha fatto Grazia, va una volta, va due volte, poi uno si scoccia perché vede che è ripetitivo a finale. Cioè, vedi, io faccio il video del terremoto, ma i terremoti sono reali, cioè quelle sono cose che io vado a pigliare su in GV, che ne so, eruzioni vulcaniche, ma quelle sono reali. Poi metto qualcosa di fantasma, qualcosa di strano. Quindi diciamo che la maggior parte delle mie notizie, metà è vera e metà sono come lui, in effetti sta arrivando l'asteroide, però io premetto sempre una cosa, che io non lo penso, io è una notizia che sta girando sul web e lo metto a modo mio, quindi con le mie parole. Però non è che Giuseppe dice sta arrivando a Popis. No, allora io secondo quello che ho letto, secondo quello che ho fatto, poi faccio il video, però non è che io credo che sta arrivando la fine del mondo, oppure Apopis, ad esempio Apopis è vero, in effetti Apopis se non colpirà il 2029 colpirà il 2036, questo è vero. No, no, depravazione a questi livelli qua, no, dai, no, no, no. No, sinceramente è uno scherzo in effetti. Poi la depravazione, una 99enne, dai, no, preferisco una quarantenne, dai. Quindi diciamo che Apopis è vero. Quindi
se non colpirà il 2029, colpirà il 2036 perché passerà vicinissimo. Quindi questa è una notizia vera. Però lui sta dicendo dalla fine del mondo, mi ricordo dal 2012, sono passati 8 anni, mi ricordo che Sergio già nel 2012 faceva una tragedia già. Basile, zio, dove le sfezioni? Beata a te. Beata a te. Qua la pizza non la vedo, se aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, non ci pensavo proprio, ma. Quindi diciamo che lui fa delle tragedie, quindi è un po' pesante, quello è. Ogni video, pure io ogni tanto vado a vedere i titoli che mette, dico, Marone, porta proprio sfortuna, faccio io. La maggior parte sono tutti quasi reali, quindi è vero, metto come quello di oggi, quell'oggetto alieno, sì, non lo so, non posso dirti era un UFO, eh. Abbiamo detto era pure un dirigibile. Aprile. Da aprile che non mangio una pizza, sì. E mo sono 9 giorni con oggi che non tocco carboidrati e zuccheri, quindi 9 giorni quasi di inferno totale più o meno. Effetti il guadagno sui video di YouTube, quindi anche se uno non vede intero il video, è la pubblicità che fa fare le entrate, quindi già i 5 secondi iniziali è così, quindi poi se uno guarda tutto il video la pubblicità esce più volte, ma comunque basta una sola volta, quindi basta guardare i primi 5 secondi tanto per farti una sema, non è che devi guardare. Poi se l'argomento piace, vabbè, è un'altra paio di mani, però diciamo che YouTube funziona così. Quindi poi c'è chi lavora sui prodotti, che ne so, una casa, ad esempio, ti voglio fare un esempio, se mi contatta qualcuno, no? E mi dice Giuseppe, mi vuoi mettere, che ne so, una maglietta della, tipo una marca così? Allora io faccio una diretta e semmai mi metto addosso questa maglietta e faccio la live con voi con sta maglietta, semmai, che ne so, con un nome particolare e voi la vedete, quindi è una pubblicità quella. Tanto per fare un'idea, eh? Oppure, che ne so, faccio un video di cucina e semmai metto quella dell'acqua, ti dice, guarda, nei tuoi video ti faccio l'esempio dei video di Benedetta, che lei fa la cucina. Benedetta, quella che fa la cucina, semmai verrà contattata da qualcuno che ne so, fa pasta, pane, oppure pelati, che ne so, dice metti la cirio, metti la pomindia, metti la de cecco sulla tavola quando cucini, quindi vengono pagati pure attraverso gli sponsor, quindi quando Benedetta semmai farà un piatto di pasta ti farà vedere Barilla oppure De Cecco, poi dipende da chi l'ha contattata al finale, e questo è il problema, quindi c'è anche chi guadagna anche così, quindi ci sono tanti modi di guadagnare. Chi fa roba da cucina, quindi non so, fa cucina su YouTube lei, quindi fa ricette. Quindi basta che scrivi Benedetta su Google esce subito quella. È andata anche a Rai 1, so, quindi è molto famosa, quindi lei lavora anche su queste cose, quindi quando cucina sponsorizza alcuni prodotti, che ne so, tipo quando il calciatore del Piero pubblicizzava l'Uliveto, mettevano a Del Piero e mettevano la famosa bottiglia dell'Uliveto. Sì, sì, quella signora lì, sì, quella è brava a cucinare, quindi però lei a parte i video di YouTube potrebbe sicuramente guadagna anche con gli sponsor, quindi la Barilla gli dirà, senti Benedetto, quando tu fai il video metti il nostro pacco di pasta e noi ti daremo tot a un anno, quindi fa un contratto. Sì, sì, quella sì, sì. Quindi fanno dei contratti dove fanno così, gli sponsor, sì. Che ne so, la contatta Olio de Cecco e ti dice, signora, voi quando fate i video mettete la bottiglia dell'olio de Cecco e vi diamo, che ne so, 20.000 euro all'anno. E Benedetta, quando farà un video fatto sulla pasta, metterà la bottiglia di Cecco. E allora quindi la bottiglia di De Cecco, poi può darsi pure che fa un completo, quindi se la De Cecco dice mettimi tutti i miei prodotti, olio, pasta, potrà dire alla signora, signora, mettetemi tutto quello che
della De Cecco, vi do 100.000 euro l'anno come contratto, quindi funziona anche così, ragazzi. Tanto per fare una serie, a parte le visualizzazioni, quindi ci sono tanti modi. Diciamo che su YouTube normalmente sì, è la pubblicità iniziale del video, poi c'è chi fa le sponsorizzazioni, poi c'è chi vende della roba, ad esempio pure a me mi hanno dato l'opzione di mettere degli oggetti da vendere, però non l'ho fatto, ragazzi. Avevo fatto gli abbonamenti, però sinceramente non ho fatto nessun abbonamento poi a finale, quindi anche a me avevano detto di vendere qualche cosa, però sinceramente ho detto ma che cosa metto a vendere poi? Quindi io parlo di mistero, parlo di meteo che mettevo. Quindi se parlavo di cucina, che ne so, mettevo qualche cosa di qualche cosa, qualche marca. Invece quando fai i video, ad esempio pure se fai il gaming, i videogiochi, tu puoi pubblicizzare un videogioco, che ne so, esce un gioco nuovo della PlayStation 4 e tu gli fai la pubblicità, quindi è tutto un giro a finale, ragazzi, quindi è così, funziona così. Però, sinceramente, se si sblocca tutto, me ne vado a lavorare al nord di nuovo. Quindi spero che si sblocca e che finalmente riesco a partire per lavorare. Quindi lo spero veramente. Quindi, se no, sto tentando di andare a lavorare dove vado tutte le mattine. Quindi di andare al Conad qui a Salerno e sotto casa. Sì, sì, direttamente fanno pubblicità, ma tu non lo sai, capisci? Quindi se le cose si mettono male, a finale, sinceramente, forse me ne andrò a lavorare a fare il pescivendolo al Conad qui alle Cotoniere, quindi a Salerno, sotto casa mia, quindi vediamo se a Torino riesco, se si riesce a sbloccare, ma se no mi sa che me ne vado a lavorare al supermercato, alla pescheria. Eh sì, io Frasia perché vedo che al nord non si riesce più ad arrivare perché è tutto chiuso, quindi il capo ha detto Giuseppe è tutto fermo, non si fa nulla, non si fa nulla, cioè stiamo tutti fermi, tutti i miei amici stanno tutti fermi, non trovano lavoro da nessuna parte, quindi visto e considerato, ma no, guarda, sinceramente il Conad qui, io ce l'ho a quattro passi dietro questi edifici, in pescheria. Poi è un mestiere che già ho fatto, quindi il pescivendolo, quindi lo so già fare. Quindi potrei fare un po' di mattina, un po' di pomeriggio, poi da qui a lì è 1 chilometro più o meno, quindi vicinissimo. Deco a 10 passi, sì, io ho le cretoniere centro commerciale di Salerno, ma in linea d'aria sarà 1 chilometro. Io ci metto con l'auto siano 2 minuti, ma non di più, eh. Quindi se devo andare a lavorare alle 7, posso, quindi sto pure, se devo spaccare che devo andare a mangiare a casa, che fanno fare, capì? Ti fanno finire a mezzogiorno, poi ritorni alle 4 e fai la sera, no? Quindi ci vogliono 2 secondi arrivare da lì a casa mia. Quindi sarebbe proprio comodo, comodo, comodo. E poi è una cosa che mi piace al finale, quindi il salumiere lo so fare, la ristorazione la so fare, il bar lo so fare, quindi diciamo dove potrei anche coprire altri ruoli, però voglio fare pescheria che più mi piace. Quindi pulire i pesci, tagliare, salmone, pesce spada, sta roba qua, quindi preparare il banco del pesce. Sì, sì, pure la pizza, sì, sì, so fare, sì, sì. Ho imparato a fare tutto per questo perché avevo il bar e ho fatto la ristorazione, quindi l'ho imparato, diciamo, aprendo questo circolo. Poi ho fatto bar, poi l'ho fatto diventare ristorante, pizzeria, ho fatto un macello al finale. Quindi ho imparato a fare tutto, ma anche sono sempre stato portato per la cucina, quindi perché mi piace proprio, quindi mi piace cucinare pure alla Sindone di Torino. Sono stato 6 mesi quando hanno aperto il famoso lenzuolo di Gesù ai Giardini Reali a Torino. Lì ho fatto
il cuoco per 6 mesi. No, 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 non lavora, no, no. Anche perché l'italiano non è che lo sappia bene, quindi se non parli bene l'italiano, quindi buonanotte, quindi no. Però sinceramente se trovo al Conad me ne vado al Conad direttamente vicino, senza andare... È vero, a Torino io guadagno il doppio, è vero, lo so, però purtroppo per adesso... Ma Smoke, guarda, io ho lavorato tanti anni, quindi diciamo che non è che sono stato uno, come si dice, uno sciupone con i soldi, quindi io sono 3 anni che non lavoro, però una cosina l'avevo conservata, quindi stiamo tirando avanti, quindi non sono ricco per l'amor di Dio, però io ho lavorato tantissimo fuori Italia, poi vivendo, diciamo così, quindi... Tiriamo avanti, però voglio andare a lavorare perché mi sono scocciato di stare a casa proprio, quindi non è per i soldi, è proprio perché voglio andare, voglio evadere dalla casa, basta. Quindi mi sono scocciato, quindi io prima giravo il mondo, mo sto sempre a casa, quindi mi sembra di impazzire, quindi già... Sì, sì, non ti preoccupare, arrivo col furgone da te. Ma allora, sinceramente, sto a casa perché faccio i video su YouTube, quindi mi diverto a fare i video. Poi perché certe amicizie che io avevo qua non le ho più perché al finale, te l'ho detto, sono andato fuori. Poi qua è un ambiente particolare, quindi... Ma io ci vado sul lungomare, no? Dico qua nel mio quartiere, diciamo, conosco a tutti. Non mi piace perché qua succedono sempre tarantelle, cose qua, quindi ho finito i tempi delle tarantelle, non ne voglio sapere più nulla, quindi no, non scendo mai qua. Quindi se scendo vado alla lungomare dove vado, conosco a tutti lì, quindi lo zucchero filato, che ne so, a me piace anche, però non lo posso mangiare, il, come si chiama? Il piede e il muso del maiale con limone sopra e sale. Quindi conosco tutti sulla lungomare di Salerno, diciamo gli ambulanti abusivi, diciamo così, no? Però adesso so che si sono tutti regolarizzati, chi vende la spiga di grano bollita e tutti questi qua, quindi chi vende i palloncini. Sì, sì, i ragazzi fumano bomboloni, poi bisticciano tra di loro, un casino sempre fanno. Sì, Operiumus, sì, sì. Io ho amici quando vado laggiù se dai e dicono, "Beh, prima ci andavo, mangiavo, ogni tanto però secondo me lo farò, quindi anche perché a finale uno sguardo ogni tanto lo faccio. Adesso 9 giorni non ho fatto nessuno sguardo, però più là quando starò un po' meglio lo farò, quindi un bel un bel muscoli, mo non coppa, mangia, mangia. Non so carboidrati tanto, quindi si può fare. Tutti i bar della lungomare li conosco 089, Nettuno, tutti li conosco, quindi sono tutti amici, anche perché abbiamo fatto le fiere a Salerno sulla lungomare, quindi facevamo i mercatini, quindi li so a tutti. Quindi a partire dal Tribunale fino a Teatro Verdi, fino alla Concordia, conosco ogni singolo locale. Quindi quando scendo a Salerno, alla fine sto a casa perché conosco a tutti lì. Perfino gli amici che vendono le scarpe, sai, quegli amici di contrabbando, tutti al finale. Vabbè, ma al finale perché Salerno città è questa, poi Torrione, Pastena, Mercatello. No, allora, io avevo 20 anni, quindi sono... Ho 44 anni, quindi stiamo parlando di 24 anni fa, quindi niente più bomboloni da tempo. Ho tolto anche il vizio di fumare le sigarette, quindi... Allora, il piede e il muso del maiale, Eufrasia, si scalda, si fa bollito e poi si mette, si taglia a pezzettini e si mette il limone e sale, quindi
è bello, diciamo. E noi lo chiamiamo in napoletano upere humus. No, no, in ansia no, perché non fumo più neanche le sigarette, quindi prima fumavo di tutto, ma so anni che non fumo più, quindi ho tolto tutti i vizi. A bere non ho mai bevuto, quindi... guarda, è buonissimo, grazie, ti posso assicurare. Non so, tu hai mai... Ti faccio un esempio banale. Hai mai mangiato il piede del maiale? Hai presente il piede del maiale bollito? Per farti un esempio, più o meno come sia, eh. Allora, prendete il piede del maiale, bollitelo. No, lo posso mangiare, lo so, è una frase. No, no, lo posso mangiare quello, lo so. Prendete il piede del maiale, lo bollite nell'acqua. Allora, prendi il piede del maiale, grazie. Prendine 3, 4, no 1, perché è molto... poi ci sta pochino. Lo metti in acqua, lo fai bollire, poi lo tagli, metti... È buono, fidati. Vai dal macellaio e gli dici perché glielo devi chiedere perché di solito è difficile trovarlo. Dite mi date 4, se mi conservate 4 piedi di maiale, quello te li conserva, basta che tu glielo dici. Quindi dal macellaio, pure se io vado a Conad, ad esempio, glielo dico, me le conservano, quindi vai al Deco e glielo dici, quello poi te le portano a finale, quindi non farti problema. Anche dal macellaio di fiducia, dire quando arriva il maiale. E il muso te lo puoi cercare anche a loro, te lo devono portare di proposito. Puoi cercarlo anche a loro, diciamo. Te lo possono portare, sì, è facile. In effetti molti supermercati qui a Salerno tengono delle vaschette, pure i macellai, Uperiumus. Quindi non c'è neanche bisogno che vai in strada a mangiarlo, lo puoi trovare facilmente. Però se non lo trovi, domanda, te lo portano comunque. Io una volta avevo pigliato una fissazione, tantissimi anni fa, con la minestra e volevamo una parte della testa del maiale. Sì, tanto, smog. Dovevamo fare una minestra e serviva una testa di maiale. Comunque sono andato dal macellaio e gliel'ho detto e me l'ha portata, me l'ha fatta una testa di maiale, mi pare, era grosso comunque più o meno 15 euro, ma una bella testa, tu pensi che poi il maiale nella guancia c'ha tutta una carne particolare che noi chiamiamo mascaria e lui chiamiamo in napoletano, quindi il guanciale della faccia, diciamo così, quindi nella minestra con le verdure, la minestra maritata. Allora, lo zambone, grazie. Dopo ti mando una foto, faccio prima. Lo zambone è un insaccato in effetti, quindi è il piede, però ci hanno messo la carne dentro. Io invece parlo proprio del piede del maiale, quindi il piede vero, che va bollito e poi condito con sale e limone. Lo zambone invece è la forma del piede del maiale, ma è tipo come se fosse una salsiccia riempita, capisci? Quindi non è che è lo stesso, è un'altra cosa. Buonanotte, semmai. Quindi ecco le stelle stanno là. Lo so, Smoke, però ogni tanto uno sgarro una volta al mese si può fare, non è che te lo devi mangiare tutti i giorni, eh. No, no, non è per niente lo zambone. E vabbè, si vede che stava bene Smoke al finale. Sì, ma guarda, Eufrasia, quello non è anche grasso al finale, quelle sono nervi, quindi in effetti di grasso non ci sta quasi nulla perché bolle parecchio, quindi sono tipo nervetti, grasso già sgrassato, quindi in effetti di grasso poi non ci sta quasi nulla, quindi è tipo un nervetto bello morbido, un grasso con la cotenna già scaricata con molto, perché tu comunque lo devi far bollire, quindi scarica tutto quel grasso, tu lo butti poi l'acqua, non è che te lo bevi. Quindi è molto, non è tanto calorico al finale, eh. Cioè non è molto grasso, quello voglio dire io, anche se lo è. Però se prendi la cotenna e tu la fai bollire per 3 ore, tutto il grasso comunque andrà nell'acqua.
Sì, i nervetti mi piacciono, ti dico la verità, Eufrasia, mi piacciono. Allora, tu immagini i nervetti, falli bolliti e mettici sale e limone, è una squisitezza, Eufrasia, tanto per farti un piccolo esempio, eh. Quindi immagina che prendi tutti i nervetti e li fai bolliti, poi metti sale e limone. Ma è sempre così, in strada è tutto poi buono. Anche io quando andavo in Sicilia, il pane castigliola, tutte queste cose qua, diciamo la stigliola, o pane cameus, tutte queste cose buone che trovavi in strada è un'altra cosa. Fai cash. Guarda, sinceramente io avevo pensato di fare tipo il cuoppo, come si dice, no? Il cuoppo. Un cuzzitiello di pane. Il cozzetiello di pane in effetti col ragù napoletano. E tu hai visto che hanno aperto molti locali che fanno il pane cafone, cipolla e sedano, buono. Fanno diciamo, il cozzetiello di pane, quello là napoletano, cioè ci mettono la polpetta, a fare il pomodoro, il ragù e tu ti fai un bel panino con la carne già dentro. Quindi sta andando molto di moda questo, oppure sta andando di molto molto la brace, quindi fare carne arrostita, aprire una macelleria dove tu scegli la carne e poi te la fa arrostita. Quindi questo l'ho visto a Torino tanti anni fa, una macelleria che la mattina vendeva la carne e la sera faceva il barbecue. Pazzesco, ma è così. E andava forte, eh. Quindi diciamo che se uno deve aprire qualche cosa, sempre roba sfiziosa e da mangiare. Sì, tipo una braciola nel pane con una bella polpetta ti dà questo tozzo di pane che sarebbe un guzzutiello, la parte finale del pane. Sì, sì, ma io l'ho mangiato a San Gregorio Magno, l'ho mangiato da certi amici miei ad Agropoli, l'ho mangiato in molte località del Cilento, comunque, a Eboli l'ho mangiato dagli amici pastori, quindi l'ho mangiato dagli amici pastori la braciola di pecora, quindi l'ho mangiata, è buonissima. Abbiamo mangiato lì a Eboli, sempre con questi pastori della zona. Uno può dire che schifo, però posso assicurarvi che è buonissima. Quindi ho conosciuto queste persone di Eboli che sono pastori, sono gente di terra, diciamo, chiamiamo così, volgarmente noi diciamo caprari qua. Quindi ho mangiato la pecora bollita ed è ottima, ragazzi. Quindi a San Gregorio Magno ho mangiato la braciola invece. Quindi diciamo da queste parti qui si mangia davvero ma benissimo. Quindi fusilli col sugo della braciola di capra è buono, credetemi. È buono, Smoke, è buonissima. A volte la troviamo, qui è difficile a Salerno città trovarla, eh. Quindi è più una cosa, che ne so, che cos'è un aereo, mo, guarda. Vedi, adesso si vede che è un aereo, guarda. Sta lampeggiando, questo è scomparso già, possibile? No, te lo voglio far vedere, eccolo qua. Vedi, questo è un aereo, vedi, questo vediamo che è un aereo, lampeggia, vedi? Allora, questo qua io non posso dire è un UFO, vedi? Perché questo qua è un aereo. Non dico è un UFO. Quello che ho visto l'altra volta nel video non era questo. Questo è l'aereo quando cammina di notte. Cioè, tu lo vedi proprio. Poi questa è quella famosa stella polare, come dice la signora. Ed ecco qua quel famoso aereo, vedi? Questo è, vedi, rosso, vedi come lampeggia. Quindi questo non possiamo dire un UFO, perché quello che ho visto io era proprio... boh, non avrei fatto a tempo. No, no, diciamo non è che mi manca, no, no. Diciamo che io sono un chiacchierone per natura, quindi mi piace parlare di tutto, quindi di solito parlo più di mangiare, questo è poco ma sicuro, eh. Quindi, però ogni argomento per me va bene, quindi io sono capace di parlare del mangiare, degli UFO, degli alieni e ai fantasmi, quindi sono proprio così, quindi sono un chiacchierone, va. Vabbè, dai, vi auguro buonanotte a tutti ragazzi e ci aggiorniamo, dai.
Buonanotte Eufrasia, buonanotte Grazia, Smoke, Daniel, tutti buonanotte, quindi a domani.